55 anni dopo il film Bella di giorno, in cui lei era protagonista, che vinse il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia, Catherine Deneuve sbarca di nuovo in Laguna per ricevere il Leone d'Oro alla carriera, accolta da un tripudio di fan già in attesa dalle prime ore del mattino. In conferenza stampa Deneuve ha dichiarato: Quando ho cominciato non conosceva il cinema così, ho avuto la grande fortuna di lavorare con Jacques Demy, quando ero molto giovane, dunque è stato molto importante per me, perché darmi avevo fatto pochissimo film e veramente una ragione maggiore di incontrare il cinema. E anche oggi quello importante per me è di fare un film. La leonessa di giornata poi spiega la sua priorità numero uno. Nel film, prima di tutto, è la storia che vado a fare. Questo è il più importante, la sceneggiatura. Però a me che mi piace l'ambiente veramente con la gente con la quale vado a lavorare, chi conosco ha lavorato e chi vado a discover. Io amo sempre il cinema molto, veramente molto, e io vado al cinema e io amo vedere film in cinema, è sempre rimasto. Anche oggi ho avuto dell'entusiasmo per dei film anche se nuovi, può essere, sì. E questo, per fortuna per me. Al Lido sperano di incontrarla e alla favorita di Luca Pradel gli hanno dedicato perfino un balcone. È già visibile da oggi, la sera sarà illuminato con delle luci particolari dove risalterà con la scritta Leone d'Oro la carriera a Catherine Deneuve.